Tre comuni che si sono messi assieme per fare un bel centro di raccolta, che deve essere un centro di raccolta, non una discarica. Basta chiamare gli ecocentri discariche, perché sono e saranno sempre solo centri di raccolta e di riciclo. Tutti i rifiuti che vengono ritirati qui verranno tutti quanti riciclati o riusati. Il vecchio centro non per nulla era stato chiamato discarica, noi vogliamo cancellare questo nome perché non è una discarica, è proprio un centro di recupero. Poi è funzionale, la gente è anche agevolata nella consegna, quindi è molto pratico sia per l'utenza che per i nostri operatori. È un'opera certamente importantissima per le comunità di Miane, Follina e Cison, un'opera intercomunale e la prima opera fatta proprio da tutti e tre i comuni messi insieme. È stato un percorso un po' faticoso per riuscire a metterci insieme, però il risultato finale è veramente soddisfacente. Questa è stata posizionata nell'area che il comune di Follina ha acquistato, era l'ex mobilificio Prealpi e questa era l'area esterna del capannone. È un'area di 5.000 metri quadrati che avevamo messo volentieri a disposizione appunto per quest'opera che si proietta proprio in quell'economia circolare che serve per la salvaguardia dell'ambiente. La discarica di Miane chiude, sì, effettivamente l'ecocentro nostro che non era più a norma ed era in una zona diciamo poco consona e poco fruibile, appunto da mercoledì non è più attivo, si apre oggi questo centro che è frutto della sinergia dei tre comuni, oltre che di Savano che ha fortemente voluto insomma, questo ecocentro e per il quale insomma, si va verso un miglioramento del servizio e col quale si va verso un miglioramento del servizio e si va verso una maggior sicurezza sia per gli operatori che per i cittadini che scaricheranno, insomma, che dovranno conferire il loro rifiuto qui. Cittadini di Miane, insomma, anch'io abito in realtà in una delle parti più distanti, per cui di fatto da qui sono parecchi chilometri, però insomma, credo che il miglioramento del servizio e insomma, anche l'aumento dei giorni di apertura e gli orari di apertura possono essere un buon compromesso per un qualcosa insomma, che non c'è più vicino a noi, ecco, nel nostro territorio. Per cui sì, la tranquillità insomma, credo verrà nel tempo quando si riuscirà ad apprezzare il fatto appunto di poter venire qui, di farlo più volte a settimana e di farlo con una certa sicurezza e tranquillità, ripeto, come si diceva prima. Un nuovo centro di raccolta al servizio dei cittadini con un servizio che aumenta sia in termini di orari sia in termini di differenziazione del rifiuto, quindi un passo avanti di cui siamo particolarmente fieri. Un passo avanti guardando anche le nuove generazioni. Assolutamente sì, è in mano a loro il nostro futuro e sono i primi ad insegnare anche ai genitori come fare una raccolta differenziata intelligente e corretta, e questo è sicuramente importante per il futuro dell'ambiente e quindi di tutti noi.